Amici del futsal, buonasera, ben trovati dalla Palaugiata di Roma da parte di Matteo Santi, 19esima giornata della Serie A di futsal. Roma contro Ecosì di Genzano, le squadre hanno fatto in questo momento il loro ingresso sul terreno di gioco, dipende solo il fischio di Manzione che arriva in questo momento. È cominciata una partita che si preannuncia molto interessante. Avellino dentro, chiude l'Ecositi. Micheletto parte in fascia, De Oliveira quasi la lascia passare, arriva Caiche che lancia una terra di mezzo, Fusari e salva sulla riga di porta Dimas e poi rimessa laterale per la Roma. Avellino da Fortino, a largo da Dimas, punta Micheletto, si accentra, destro, largo fino a metà campo, poi appoggia saggiamente per Lucio Avellino. Dimas finta e parte, Dimas fino in fondo, palla fuori, è stato dato il vantaggio per la trattenuta di Giulio De Oliveira e adesso va a accumulare correttamente un fallo Manzione. Fortino, Dimas, destro di punto, attento, la palla era passata sotto le gambe di Matilara. Fortino, ennesimo assist del campionato di Lucio Avellino, sono 17 in campionato e sono invece 19 i gol di Robocop. La Roma in vantaggio a metà del primo tempo, 10° minuto, 1-0 Rodolfo Fortino. Murilo, proprio Fortino che va in fascia da Dimas che punta Fusari, le finte di Dimas, sinistro e raddoppia la Roma col suo capitano Antonio Dimas, 12 in campionato, a 5 dall'intervallo. Gol di grande personalità, di grande fiducia, di grande qualità di Antonio Dimas per il 2-0 della Roma. Rotazione Fantesele, palla fuori, Micheletto la vede spuntare all'ultimo Caiche, orizzontalmente da Fantesele, controllo, non passa su Murilo, altro grande intervento, bella palla, Avellino, tocco sotto, pallone largo, ha sfiorato il 3-0 la Roma. E si ricomincia alla Palaugiata in questo derby fra Roma ed Ecosì di Genzano. Bissoni in mezzo alle linee, ancora l'11, poi con l'esterno da Micheletto, liberato in fascia in 1 contro 1, isolamento di Micheletto, accenno di raddoppio di Dimas, finta di Micheletto che va via sul destro, passa ancora, rimorchio, De Oliveira spacca la porta, bellissimo gol dell'Ecosì di Genzano che accorcia le distanze, si rimette in partita, sono 16 in campionato per Giulio De Oliveira. Splendida la giocata di Micheletto che è passato su Isgro, ha voluto fortemente quell'1 contro 1, se l'è andato a prendere e poi ha messo un'ottima palla a rimorchio per De Oliveira che ha lasciato partire un destro devastante, battuto Caiche 2-1 su De Oliveira che qui lotta ancora in mezzo al campo, resiste anche ad Ercolessi, trova Fusari, Caiche decisivo in uscita, rimessa dal fondo per la Roma. Di punto gioca corto, Fantesele, Reali chiama la pressione dalla panchina, Roma un po' in difficoltà in questo momento. Romano, Nem parte centralmente, Sgasa accelera, superiorità, calcia lui, traversa clamorosa, la palla è ancora viva, Micheletto appoggia dietro di testa, Fantesele la riaccompagna dietro, super chance per l'Ecositi. Avellino lungo, palla geniale per Dimas, parata di Ponto, calcio d'angolo. Ercolessi, Murilo, Isgro contro Sidi, rotazione di Ercolessi che va a calciare, chiuso, poi Murilo, sinistro, miracolo di Ponto che l'ha vista spuntare all'ultimo dopo anche una deviazione, è riuscito a mandarla in corner, grande parata del 12. Caiche per la corsa di Murilo che prende bene campo, spezza il raddoppio, si accentra, allarga, Dimas spreca calciando largo. I fischi del Palaugiata, Micheletto per Nem, ancora per Andrea Fantesele, 15 secondi, Fantesele, mancino, Ercolessi e poi Avellino, 10 secondi, ultimo attacco probabilmente per l'Ecositi. De Oliveira si accentra, scarico, Bissoni in angolo, Nem, Caiche para, poi con la porta vuota alza mentre suona la sirena, il gol di Caiche è valido e la Roma vince, è 3-1 sulla sirena, il buzzer beater di Caiche Rodriguez
chiude la contesa, una vittoria da grande squadra della Roma. C'è solo il tempo per battere di Bissoni e la sirena suona definitivamente. La Roma vince la terza partita consecutiva, come aveva fatto solo a inizio stagione, e sale a quota 35 in classifica.